Allora, eccoci rientrati in studio. Allora, abbiamo sentito i telespettatori, siamo ritornati un po' ad affrontare la questione immigrazione, un tema sempre molto sentito, ma abbiamo sentito anche i telespettatori che proponevano anche delle tematiche abbastanza, anzi sicuramente molto importanti, la corruzione, il lavoro nero. La corruzione costa molto all'Italia. Professor Casen. Sì, c'è la corruzione che costa molto e aumenta molti prezzi. Qui in Veneto ormai siamo pratici, così vale per tutte le altre regioni. No, invece voleva intervenire su qualcosa in particolare. No, io pensavo che l'economia, da un'economia industriale, diciamo a livello italiano ma anche multinazionale, si è passati all'economia finanziaria, che è quella che deprime comunque, poi a lungo termine, deprime l'economia della povera gente, cioè crea povertà assoluta. Quindi questa difficoltà nel riorganizzare un certo tipo di produzione e calarlo a un livello tecnologico, perché noi possiamo fare la concorrenza ai cinesi, noi dobbiamo fare la concorrenza di qualità e di grande fantasia. Allora a questo punto l'Italia può ripartire. E allora ci sono e ripeto quello che ho detto prima, ci sono dei momenti in cui urge l'intervento, perché chiaramente non posso aspettare che la gente non riesca ad andare al supermercato a fare la spesa, ma io devo fare anche un piano a lunga scadenza, è questo che manca. Perché è talmente tanta l'urgenza delle cose piccole ma necessarie che sono tutti i giorni, per cui io vedo Renzi a volte che parla di cose che sono infinitesimali. Invece dobbiamo lasciare che il Presidente del Consiglio, qualunque sia lui piuttosto che non so chiunque, Salvini se andrà su, che veda un orizzonte, un'organizzazione dell'Italia, ma a grosso livello, con industrie che siano capaci di fare concorrenza a livello internazionale, ma non andiamo a venderle. Abbiamo venduto una Telecom, quinta società al mondo di telefonia, l'abbiamo regalata, distrutta, disfatta, spremuta, non lo so cosa abbiamo fatto. Adesso stiamo vendendo, non so se sono riusciti, gli invasi, no? Per la produzione di energia elettrica, perché lì una società, cioè, non serve più produrre energia dall'acqua. E in realtà sono fondamentali. Quelle sono delle vere e proprie pile per accumulare energia, perché quando io ho l'energia, ci sono momenti della giornata, del mese che l'energia non necessita, devo ripomparla a monte e quando necessita mi serve proprio perché non abbiamo delle pile più grandi di queste. Queste non si vendono, sono ricchezze e quindi c'è una sorta di distrazione su quello che è la progettazione dell'Italia del futuro e si vende il presente. E allora cosa lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti? Questo è il grosso problema. L'altro problema poi rimane sempre la scuola. Una scuola che non insegna più nulla e che bisogna invece che la scuola si avvicini alla realtà e quando un allievo che ha fatto l'università esce dall'università deve sapere il mestiere, poi lo perfezionerà, vedrà, avrà 1000 percorsi per migliorare le sue capacità lavorative, ma quanta gente esce dall'università che è appetibile al lavoro? Non c'è. E questa è miseria, ma questa è politica. Non possiamo pensare soltanto alla politica, d'accordo, le assunzioni, perché anche lì c'è stata una distrazione totale nel mondo della scuola, c'è gente che andava a lavorare così senza nessuna certezza del domani e gliela dava lo Stato l'incertezza e questa è una cosa assurda, ma bisogna che questa gente sia in grado di formare i giovani. Formare e avvicinarli al mondo del lavoro. Allora, io non prendo per esempio la Germania, però certe cose le fa e le fa bene, no? Quello di fanno la scuola, ma in un certo periodo dell'anno si avvicinano a quello che è la produzione e capire concretamente quello che può essere l'applicazione del sapere nel mondo del lavoro. E questo apre una fantasia
Per cui il giovane che esce dallo studio non può essere soltanto quello che dice adesso ho studiato, sono laureato, pretendo di lavorare. Sì, ma cosa sai fare? Non lo so. Questo è il punto. Noi abbiamo questo, sono d'accordo in parte su questo discorso, non tanto sulla parte finale ma soprattutto sulla prima, perché noi abbiamo in effetti a lunga scadenza, un problema a lunga scadenza, medio-lunga scadenza, cioè quello di avere un'idea del ruolo che questo paese deve giocare nella competizione internazionale. Questo significa mettere in campo delle politiche industriali che in questo paese mancano da molti anni. Che sono state ammazzate. Appunto, esattamente. Significa anche identificare dei settori strategici per lo sviluppo del paese ed evitare che quei settori finiscano fuori dal dominio nazionale. Naturalmente questo non è semplicissimo in un'economia di mercato, ma è possibile fare qualcosa. Significa fare delle scelte di investimento su quelle agenzie di formazione come la scuola e l'università che garantiscono quello di cui lei parlava prima, cioè la possibilità che si investa sulla qualità dello sviluppo e quindi sulla competizione fatta al rialzo, non sulla compressione dei diritti e sull'abbassamento del costo del lavoro, ma sulla capacità di innalzare i processi, la qualità dei processi e dei prodotti dell'Italia, della sua fantasia, del suo turismo, del suo artigianato, del suo grande patrimonio di competenze, anche manuali. E io da questo punto di vista penso che questo dal punto di vista strategico sia giusto. Dopodiché però, siccome questi processi sono processi che abbisognano di un po' di tempo e anche di coerenza, lei sa che un problema che abbiamo noi enorme, la quantità di persone che non si sono iscritte all'università in questi anni. Se lei va a guardare, se andate a guardare i dati delle iscrizioni universitarie, negli anni della crisi, l'Italia, che aveva già un tasso di laureati rispetto alla popolazione più basso di tutti i paesi europei, quasi tutti, sta diminuendo il numero complessivo di iscritti all'università. Ora, diciamo, nei discorsi da bar, questo non è una cosa grave, vanno a lavorare anziché andare all'università, in realtà è un problema per il paese, perché significa che un domani noi avremo una manodopera, diciamo così, una classe di giovani di 25-30 anni che avranno una formazione minore e il sistema si adeguerà sempre di più a livello di formazione dei suoi giovani. Questo è un segnale del decadimento complessivo del sistema paese. Noi abbiamo bisogno di invertire, perciò prima parlavo di coraggio, perché abbiamo bisogno di scelte coraggiose a lunga scadenza e a breve scadenza. Allora ne dico una, poi taccio perché ho fatto un intervento anche lungo, ma diciamo, perché torniamo poi alle scelte concrete, se no sembra che facciamo filosofia. Perché torniamo a parlare della buona scuola, no? A parte la buona scuola, ma diciamo... Che oggi prevede l'alternanza Sì, scuola-lavoro. sì, ma infatti sì, ma vede su quello qual è la difficoltà del mio punto di vista? Che i ragazzi non devono imparare a 16 anni un lavoro, devono imparare a imparare, perché siccome il mondo che abbiamo intorno cambia continuamente a grande velocità, se io ho un ragazzo di 17 anni, gli insegno direttamente un lavoro, il rischio qual è? Che quando quello ne avrà 27, quel lavoro sarà cambiato a tal punto che il ragazzo non sarà in grado, perché non ha i prerequisiti, di adeguarsi al mondo del lavoro che cambia. E invece io devo insegnare al ragazzo a stare nell'apprendimento per consentirgli di adeguarsi all'innovazione. Per questo non sono del tutto d'accordo sul suo discorso, ma dico un'ultima cosa se posso. Sul piano concreto, legge di stabilità, perché io faccio delle critiche al governo Renzi? Perché per esempio l'Europa fa tante cose strane che dice, ne ha detta una giusta, ha detto voi dovete spostare, l'ha detto a tutti i paesi, dovete spostare la tassazione dal lavoro ai patrimoni, cioè dovete togliere la tassazione ai processi, agli atti che producono lavoro, che producono reddito e impresa, e dovete portarlo dove invece i soldi non producono nulla, cioè nel patrimonio. Che cosa sta facendo il governo? Seguendo l'esempio di Berlusconi, esattamente il contrario, toglie le tasse, anziché togliere dal lavoro le tasse, le toglie dall'unica patrimoniale che c'era in Italia, e in più c'è quella sulla casa, e in più la toglie a tutti, anche a quelli che possono tranquillamente continuare a pagarla. Certo. Questo è inspiegabile. No, la interrompo. Quello che deve fare l'Europa in questo momento, almeno dal messaggio che mi è arrivato sul mio cellulare, è difendersi dall'estremismo islamico. Sì, c'è perché a Parigi ci sono 18 morti morti per un attentato terroristico in questo momento. Il presidente Hollande è stato evacuato dallo stadio dove ci sono ostaggi, ed è la seconda volta che succede in Francia. Vogliamo aspettare che cosa?
Cosa vogliamo questo- aspettare? Tutto il questo- discorso che abbiamo fatto fino adesso crolla. Ma sono tutti profughi di guerra. Che cosa c'è? Profughi Beh, di guerra. comunque, Se un paese comunque di guerra non è che vai a ricordiamo, combattere, vai. Gori, dobbiamo anche ricordare che nel caso di Charlie Hebdo a suo tempo erano sì immigrati, ma che Sì, erano vabbè, nel anche a paese da Londra, tempo ormai. diciamo, è la mia No, ma proposta. scusa, questo è ancora- non questo- possiamo dire che il terrorismo fa equazione, quindi è uguale con profughi, perché da quello che ho appena sentito, una battuta magari infelice la facciamo tutti, se andiamo a vedere quello che è successo in Francia nell'ultimo infelice anno, non è la mia. no, beh, quando Beh, dici questa è che una- questi è una sono notizia profughi di a che ora- guerra, a che ora è successo? stiamo parlando 5 di minuti fa. persone che erano di terza Stanno generazione lanciando francesi. tutte le agenzie in questo Andiamo momento. a vedere questo a attentato a Merano Parigi chi sono hanno 18 arrestato. morti. Non è una Scusa, regola quella Tullio, che prego, dice lei. quello che è successo in Europa fino ad oggi, i terroristi che sono stati fermati in Europa sono tutti di almeno seconda generazione residenti in quel paese di quella Chi è nazionalità. che arruola Fra anche? 10 anni allora Beh, l'Italia avremo questi problemi. Comunque, No, noi non ne abbiamo avuto fino ad ora di questi problemi, stiamo parlando di realtà che hanno avuto il colonialismo spinto fino agli anni 70, quindi è una situazione leggerissimamente diversa, quindi massima attenzione al terrorismo, ma non facciamo l'equazione profughi oggi uguale terroristi, perché sarebbe ancora una volta una forte quella rischio di forma infiltrazione, di inutile paura che negarlo. si vuole incutere nella cittadinanza quando questo oggi non serve. Dicevo un ultimo dato, ci viene detto che gli stranieri fanno crimini efferati, sicuramente ci sono anche questi in quelle dosi statistiche che ci sono nell'ammontare della popolazione. Faccio un esempio: 5 giorni fa 2 italiani hanno sparato a Roma e ucciso un italiano, ieri sera un italiano di Vado in galera. ebraico Manca la è certezza stato della pena. accoltellato da galera. probabilmente Questo è il italiani. messaggio Da sbagliato. questo punto di vista chi è delinquente prescinde dalla nazionalità Questo è vero. e quindi gli si fa invece scontare la pena. Il problema in Italia è la certezza della pena, non è la nazionalità di chi compie reato. Vanno presi e fatta, come si dice, eseguire, scontare, portare è un bel po' avanti di tempo che tutta non la vedo- pena. è un bel po' di tempo che Scusa, non- sì, scusa, prego, finisco prego. solo. E qui la responsabilità non è centrosinistra e centrodestra. No. Io ho visto negli ultimi 20 anni il fatto che si avevano le galere, come si dice, sovraffollate. Tantissimi governi che si sono succeduti hanno fatto indulto piuttosto che, diciamo, alleggerimento di quello che era il carico delle prigioni. Quindi non ne facciamo una questione demagogica a seconda di chi è al governo, criticare l'altro perché c'è la delinquenza piuttosto che una situazione di insicurezza, perché vi era prima con Maroni e vi è oggi con Renzi. Certo, bisogna intervenire, certezza della pena e anche possibilità di anticipare questi reati, perché oggi vediamo che ci sono intercettazioni su tutto, mi fa anche piacere. È importante che vi sia anche quella rete che permetta di prevenire il crimine e si può fare. Quindi meno demagogia, i problemi ci sono, vanno affrontati senza dire oggi sono all'opposizione, è colpa di chi c'è. Allora aggiungiamo Zanon, che scusa un attimo Gori, Zanon ci Prego. vuole aggiornare? 60 ostaggi, e questi 60 ostaggi pensate che li rivedremo intatti? Beh, vabbè, non bisogna... Speriamo di sì, vorrei- diciamo, cioè, adesso vorrei, non insomma, facciamo Gori, prego. allora, adesso- io aggiungerei che a fianco alla prevenzione serve anche la certezza della pena, perché altrimenti le prevenzioni... quello che ho non detto? sono- Sì, ma Oggi non c'è. lo rimarco e aggiungo che comunque anche le forze dell'ordine devono essere lasciate in grado di lavorare con maggiore sicurezza. Io non posso pensare a un arresto e fare attenzione a come vengono inseriti, seduti nell'automobile quando un criminale reagisce perché non vuole essere arrestato. Battaglia Terme, ribellione di una parte, non di tutti, di una parte degli immigrati che non volevano essere identificati e le 10 automobili dei carabinieri all'esterno che non sapevano come toccarli perché se li sfioravano avevano paura che li denunciassero per maltrattamenti. Quindi diciamo che bisogna tarare un pochino tutto. diciamo che in questo paese ci sono stati anche c'è stato anche qualche episodio, Ah, sì, diciamo. vabbè, allora no, facciamo- no, lo dico no, perché siccome lei sta dicendo, io sono guardi, un sostenitore Scusate, delle forze dell'ordine, anche per ci motivi, può diciamo, che essere non è il chi si caso. comporta Sì, oltre Ma il caso Cucchi in eccesso, No, ecco, va bene, ok, no, facciamo cioè io 50 penso che noi casi. no, ma questo è molto interessante Guardate che perché se noi per il dobbiamo brevetto gli viene detratto quasi dallo No, stipendio, ma no, ma noi dobbiamo, dai. siamo d'accordo che dobbiamo tenere insieme la sicurezza dei cittadini con la civiltà del nostro diritto, perché fa specie sentire questi discorsi sulla certezza della pena da parte di esponenti di partiti che quando sono stati al governo di tutto hanno fatto
dalla mattina alla sera hanno attaccato la magistratura, votato leggi per aumentare le prescrizioni e fare in modo che fosse più facile sottrarsi ai processi, fare le leggi per depenalizzare un sacco di reati. Diciamo che è molto singolare. No, lei forse no, ma gli alleati di cui adesso si fregia e che erano a Bologna in piazza, diciamo, e con cui avete governato anche allora, perché diciamo non è che voi avete fatto queste politiche al governo, insomma. Sentiamo adesso finalmente abbiamo i paladini del diritto e della magistratura. Non è stato così quando erano al governo. Ogni giorno attaccavano magistrati e diritto quando stavano al governo. Ogni giorno. Io penso una alla volta, a casa non capiscono niente. Che il paese, lo Stato civile deve difendere le persone per bene. Non si può accettare neanche minimamente che due persone che sono a casa vengano massacrate di botte da dei ladri. Punto. Queste persone devono avere la pena, non solo la pena, ma deve esserci un aggravante perché si è parlato anche di questo in questi giorni. Perché non si può più tollerare queste cose. C'è solo un piccolo problema, che quando avevamo questi sono stranieri governi, come magari questi oggi non fanno ancora una legge per rendere più certa la pena, in passato altri governi non si sono sicuramente distinti da questo punto di vista. Cito solo legge Maroni sulla sicurezza, lo ripeto ogni volta che vado in una trasmissione: un amministratore pubblico non può entrare nella casa di un privato nel dubbio che vi sia sovraffollamento, persone non identificate. Ci può entrare solo per due motivi: rischio di terrorismo, ipotesi di terrorismo o detenzione abusiva d'armi. Questi sono gli unici due motivi. La legge sulla sicurezza di Maroni 2010, che doveva dare una stretta su questo e permettere anche alla polizia locale, piuttosto che a tutte le realtà dello Stato a livello territoriale, di poter entrare nelle case per verificare già dove ci può essere, perché il sentore della realtà locale ti porta a dire guarda che forse in quella casa possono esserci dei problemi, non si può fare. Legge sicurezza Maroni 2010. Professor Cadene voleva intervenire. Sì, ma sostanzialmente sono d'accordo su questa necessità di mettere ordine, però bisogna farlo rapidamente e bisogna finanziare le forze dell'ordine e non togliere denaro a queste forze dell'ordine. Seconda cosa, noi paghiamo molte tasse, si diceva togliamo di qua, mettiamo di là, lo Stato costa troppo, va riorganizzato e deve tirare la cinghia, perché c'è uno sperpero all'interno della struttura dello Stato, qualunque sia il governo, che è micidiale. Se noi calcoliamo che l'evasione fiscale è di circa 120 miliardi e che lo spreco dello Stato è molto di più, diciamo che forse, e che le tasse sono al 69%, diciamo che è una sorta di autodifesa quella dell'evasione fiscale oggi, chiaramente non per tutti, ma chi fa veramente l'evasione fiscale non è l'artigiano, chi fa la vera evasione fiscale è la multinazionale che compra a un certo prezzo, importa a un altro prezzo e vende a un altro prezzo ancora e il denaro lo lascia all'estero. O produce in Italia, vende a basso costo e così crea denaro fuori. Queste sono le grosse cifre. Il resto, se resta in Italia, è un beneficio per l'Italia perché comunque quei soldi andranno spesi. Quello che è il danno dell'Italia è l'invasione. Noi abbiamo venduto tutte le nostre aziende, le più eccellenti, le abbiamo vendute ad altri. Di conseguenza oggi quel denaro se ne va fuori e non torna più. Ecco, quindi secondo lei, allora non vendere chiaramente i gioielli di famiglia come si usa dire, ma anche per quanto riguarda l'apertura del mercato a queste multinazionali, perché di fatto ormai abbiamo se portano, non se prendono. Attenzione, se portano qui, ma io non posso vendere la Zanussi, tutte le aziende ormai. Quando c'è un'azienda che sta per chiudere e c'è i sindacati piuttosto che gli operai fuori in sciopero, che cos'è? Un'azienda italiana che è stata venduta e che in qualche maniera, se devono stringere la cinghia, la stringono in Italia e portano fuori denaro. Hanno succhiato da questa tecnologia, capacità produttiva, hanno imparato tutto, no?
E poi cosa devo sacrificare? La sacrifico in Italia o in qualche altro paese. Se invece è un imprenditore italiano, prima pensa al proprio ambiente e investe nel proprio ambiente e poi eventualmente cercherà altre soluzioni. Quindi così è cresciuta l'Italia negli anni 60, 70, 80. Dagli anni 90 c'è stata l'inversione totale della tendenza e soprattutto questo eccesso di tassazione che fa sì che la gente se ne vada. Non sono d'accordo però sul fatto di tassare la finanza o i risparmi della gente, perché anche questo comporta un disagio da parte di un certo gruppo di persone che ha lavorato una vita, ha investito, eccetera. E direi che la tassazione, che lo sviluppo dell'Italia è fatto attraverso tecnologie nuove, attraverso industrie nuove e il mantenimento delle industrie vecchie. Prima di vendere bisogna pensarci su. E a suo tempo c'erano i meccanismi per salvare l'industria italiana. Bene, siamo in chiusura. Io vorrei da voi un'ultima battuta proprio telegrafica su quello che poi è stato il tema di questa sera, dopo noi abbiamo spaziato anche su altri argomenti. Allora, Gori, il nuovo centrodestra, cioè il nuovo centrodestra, bisogna stare attenti adesso come si parla perché c'è il nuovo centrodestra che è un partito. Ecco, allora, l'area della destra, del centrodestra, si è ricompattata, Fratelli d'Italia? Allora, per il momento, come è stato detto a Bologna, c'è un'aggregazione di forze sane, è stato detto questo. E il centrodestra si sta ricompattando. Non vorrei ripetermi, però non c'è il problema chi sarà il leader. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, prima il programma e poi pensiamo. E quindi adesso è bene lavorare al programma. Sandonà, per lei? Occorre la volontà vera di fare opposizione al governo Renzi. È questo che è mancato finora da parte di qualcuno. Occorre che anche Berlusconi e Forza Italia facciano veramente opposizione al governo Renzi. Zanon, nelle parole di Sandonà si capisce che forse fino ad oggi non c'è stata questa opposizione netta. Ho bisogno che lei sia breve. Ma brevissimo, essere l'opposizione e anche, bisogna anche pensare che il Paese ha bisogno anche di un certo appoggio per poter fare le riforme. Il governo Berlusconi non ha potuto farle, oggi che c'è la possibilità di farle, quelle che volevamo fare noi, è giusto anche appoggiare questo governo quando si fanno. Sinistra Italiana, cosa siete? Una nuova formazione a scopo strumentale oppure siete coerenti con il pensiero della sinistra vera? No, io non credo, non ho l'arroganza di dire che cos'è la sinistra vera, questo no. Io credo in un sogno, credo che ci sia un bisogno, non solo un sogno, ma ci sia un bisogno di sinistra, bisogno di rappresentanza delle ragioni del lavoro, delle ragioni dei giovani, delle ragioni di chi ha di meno. La sinistra esiste in natura e se oggi c'è un problema di Forza Italia è che le politiche di Forza Italia le fa Renzi, ecco perché loro sono così bassi. E questo è il problema. Chiarissimo, Motta, è stato chiarissimo. Gastaldon, allora Renzi forse potrebbe essere il leader dell'area di destra, cosa dice? Renzi è il segretario del Partito Democratico, rispondo quindi alla primissima domanda che mi è stata fatta. Perché lui oggi il Premier in carica? Perché da segretario del primo partito italiano si è assunto l'onere di tentare di portare questo paese fuori dalla crisi. Ha ereditato un paese, uno stato di difficoltà, lo siamo ancora, con delle politiche che possono piacere o no, ma con molto coraggio e assumendosi tutta la responsabilità in prima persona, appunto perché non è eletto, ha tentato di portare avanti delle riforme, lo sta facendo, i primi risultati sono positivi, non sono il massimo che ci possiamo ancora attendere, ma c'è la possibilità di lavorare. Quindi l'assunzione di responsabilità che ha fatto questo ragazzo di 39 anni, appoggiato da un partito che sapendo di pagare dazio in un momento di difficoltà, perché chi governa solitamente paga dazio in un momento in cui l'economia presenta tutti i limiti che sappiamo oggi esserci, ancora una volta la responsabilità il Partito Democratico se l'è assunta e sta portando questo paese fuori da uno stato di gravissima difficoltà, quindi gli va riconosciuto di essere il vero autentico leader oggi della scena politica italiana. Grazie. Professor Casa, dobbiamo chiudere questa trasmissione purtroppo mettendo in nota un nuovo attacco terroristico, ancora morti in Francia, 18, le notizie sono 26 arrivate, adesso. 26. Ci ritroviamo, l'Europa si trova di nuovo di fronte a uno spettro di cui abbiamo parlato anche altre volte, di cui probabilmente parleremo anche più avanti. La Francia se l'è cercata, se l'è voluta e ce l'ha.
è inutile che qui all'ultimo momento raccontiamo la storia della Francia e il colonialismo francese, quando l'Inghilterra ha inventato il Commonwealth, cioè abbracciare le colonie e non vessarle ulteriormente. Non è che gli inglesi fossero delle mammole, i francesi invece hanno continuato e fu De Gaulle a interrompere questo genocidio che c'era in Algeria. Ma furono fatti dei errori mostruosi. Cioè, se noi vogliamo percorrere a ritroso la storia dell'Europa degli ultimi 1000 anni, la Francia ha inventato le crociate. Allora Urbano II era un papa francese, di origine francese, e le prime crociate sono state francesi, e anche tutte le successive, salvo la terza, che era invece quella di Riccardo Cuor di Leone e di, come si chiamava, Barbarossa, Federico II o Federico IV, a seconda che fosse chiamato imperatore o re. Ma da là in poi, la prima guerra mondiale c'era tutta sulla schiena la Francia, la seconda guerra mondiale ha dichiarato guerra alla Germania, per carità, no, ma no alla Russia che invadeva contemporaneamente la Polonia. Cioè la Francia ne ha di colpe, insomma, lasciamo perdere. L'unica grossa idea che ha avuto è quella della rivoluzione francese, che ha bloccato, ha chiuso un'epoca medievale e ha aperto alla modernità, ma fa parte della Francia. Credo che possiamo però dare tutti la attenzione, solidarietà. Assolutamente. Penso che al di là di... No? Sì. Scusi se l'ho interrotta, ma... questo non esime dal fatto che uno ha una politica di un certo tipo, e allora se queste sono le conseguenze prendiamone atto e impariamo anche, perché sennò continuiamo a piangerci addosso, poveretti noi, perché gli altri ci hanno attaccato. E anche l'intervento in Libia. Scusate, sì, l'intervento in Libia non ce lo siamo inventato noi, tutti questi interventi è tipicamente francese, quindi attenzione. Io ai nostri telespettatori voglio dare delle informazioni per quanto sono capace, eccetera. Dopodiché la massima solidarietà, ma lo sfruttamento che abbiamo fatto del Medio Oriente negli ultimi 100 anni è mostruoso, è una cosa da fine del mondo. Se adesso torna indietro lo tsunami, l'onda di ritorno, ce lo dobbiamo aspettare, organizziamoci. E poi è chiaro che chi viene non è sempre d'accordo con noi. Non c'è dubbio, non è che quello che viene dice finalmente mi hanno ospitato, viene qua perché lì li abbiamo tolto tutti, neri, africani che siano, orientali che siano, dove siamo andati noi europei abbiamo fatto terarsa. Allora, poi queste cose sono dalla parte di chi soffre e hanno tutta la mia solidarietà. Speriamo che si risolva bene anche questa, ma insomma, i numeri sono già drammatici. Ci fermiamo qua, il tempo a nostra disposizione si è esaurito. Grazie ai nostri ospiti, Alessio Zanon, Luciano Sandonà, Claudio Gori, il nostro editore Ermanno Case, Claudio Mirko Gascaldon, chiedo scusa per l'ora, ma evidentemente Attilio Motta. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Buonanotte, ci ritroviamo la settimana prossima, arrivederci. 60 fino adesso, Cosa? 60 morti. 60 morti? 30 dentro lo stadio e 30 fuori. Lo stadio, no?